A un certo punto, di solito, ogni 3-4 anni, ogni 5-6 anni, quando ci sono elezioni, ne esce fuori il problema del ponte sullo stretto, no? Mamma mia. Il ponte sullo stretto è un tema, Carusi, che voglio dire, se ne parlava che ancora va bene le Garibaldi, quindi insomma già si parlava di ponte sullo stretto, ma sto ponte non si fa mai. Eppure, caro Salvo, in questa barzelletta c'era la gara d'appalto per fare un ponte sullo stretto. Quindi pensate questa barzelletta dove ci porta? Una cosa Avanti. meravigliosa. Siamo alla gara d'appalto. Assolutamente. Perciò il Presidente del Consiglio, Draghi, in questo caso Draghi ha detto adesso vabbè basta, dobbiamo fare questo ponte sullo stretto, anche perché insomma ci serve anche ad avere consenso dal popolo, perché il ponte sullo stretto è un'infrastruttura importante, perché non è più possibile che i siciliani pigliare a Villa San Giovanni a pigliare un traghetto per forza, resta anche il traghetto che può essere un mezzo comunque carino, comodo, che però insomma il ponte sullo stretto ci vuole, si deve fare. Sono d'accordo. Draghi, che è un tipo un cazzoso, quando dice una cosa sa fare, capito? Però siccome siamo in Europa, la gara d'appalto era estesa agli europei in generale, no? Per cui arrivavano queste 3 proposte nella segreteria del Draghi, rapeno queste proposte della gara d'appalto, e c'era un tedesco, l'azienda tedesca che si chiamava Von Braun, che faceva il ponte con un preventivo di 3 miliardi di euro, che voglio dire, per fare un ponte tutto sommato, insomma, ci abbastavano, no? Poi c'era il francese, la ditta DuPont, che faceva un ponte, si chiamava DuPont, no? Giustamente, no? Dico, ci vorrebbe un applauso di commiserazione, più che di divertimento. Lo so, perché non era preparato. Perché la racconti da anni, ma mai avevi detto tante altre ditte, cose, ma la DuPont, che poi fa perché altro. poi la gente dice, cosa chiedi? Chiedi DuPont, capito? E poi c'era l'azienda che questo DuPont l'avrebbe fatto con 6 miliardi di euro, per cui il tedesco 3 miliardi, il francese 6 miliardi, l'azienda italiana, l'azienda Falsaperla e Figli si chiamava. E figli, però. Stavolta, oltre a Saro Falsaperla c'erano anche i figli. Va bene, l'avrebbe fatto con 9 miliardi di euro. E perciò dopo il presidente Draghi dice, ma ci voglio vedere chiaro in questa cosa, ci vorrei capire, anche perché insomma non possiamo giudicare solo dal prezzo, perché bisogna vedere anche i materiali, la tecnologia che mettono in campo. È un ponte che deve essere sicuro. Assolutamente, quindi non è che ne potremo basare, scegliamo quello che costa di meno, dobbiamo capire le motivazioni per cui... Sono d'accordo con Draghi. Allora, tedesco 3 miliardi, francese 6 miliardi, l'italiano 9 miliardi, ci sarà un motivo. Ma chiamiamo sto tedesco, o tedesco, dice, signor Von Braun, lei come mai ha fatto questa offerta per il nostro ponte da realizzare con 3 miliardi di euro? Perché noi contenere costi, noi lavorare giorno e notte, noi mettere il nostro ferro tedesco originale e noi fare ponte originale tedesco fatto per bene, però in poco tempo lavorare come tedeschi, Vabbè, abbiamo capito, allora c'è miliardi di euro, perché lei conta sul tempo, però il materiale è sempre buono, basta, lo fanno nascere, chiamiamo francese, no? Il signor Dupont, allora, signor Dupont, dice lei, insomma, 6 miliardi di euro, non le nascondo che il tedesco ce l'ha proposto con 3 miliardi di euro, dice, voi come mai 6 miliardi? Ma monsieur le président, stiamo giocando, a che siamo? A comité, perché poi il francese è molto più elegante, il francese è molto più nobile. Excusez-moi, monsieur le président, ma lei vuole mettere le ponte del tedesco con le ponte, che poi non era francese, era di negocia, le ponte del tedesco con le ponte noi francesi abbiamo un gusto particolare, lei può capire che noi faremo un ponte in stile Liberty francese, faremo un ponte come la Tour Eiffel, noi siamo maestri dell'ingegneria del ferro, ma stiamo scherzando, 6 miliardi di euro per questo motivo, vabbè, mi sembra una buona motivazione, la ringrazio, sentiamo l'italiano, si fa sapere, si accomoda. Buongiorno, ti fa sapere questa questo era. Presidente, prego, si accomoda. Prego, mi dica, no, ci dica lei, insomma, sa che abbiamo ricevuto la sua proposta, il suo preventivo per fare il ponte sullo stretto di Messina, 9 miliardi di euro, guardi, io non le nego che abbiamo avuto una proposta dal tedesco, 3 miliardi,
la proposta dal francese 6 miliardi, cioè lei 9 ci dia una motivazione per questo prezzo così tanto più alto. È molto semplice, signor Presidente, 9 miliardi perché? Perché 3 mi piglio io, 3 si piglia lei e 3 c'eravamo tedesco che ne fa un ponte.